La nostra Costituzione garantisce al Capo dello Stato la totale immunità personale, ad eccezione del caso in cui egli possa essere e venga accusato di attentato alla Costituzione. E in questo caso è ovvio che bisogna procedere nei suoi confronti. Non è il caso di specie, ci mancherebbe altro. Mettiamo il caso che un signore telefona al Capo dello Stato e dica: ho ammazzato mia moglie, il corpo di mia moglie sta sotterrato dentro al mio giardino sotto quell'albero. Faccio finta di non sentirlo, devo cancellarla questa telefonata? O posso usare questa telefonata per scoprire un reato di omicidio commesso non dal Capo dello Stato ma da un altro? Questo dato di fatto storicamente avvenuto non è che lo si può cancellare sic et simpliciter perché dall'altra parte del capo del telefono c'era il Capo dello Stato. Nei suoi confronti è giusto che non valga la telefonata, è giusto che non valga alcun indizio di colpevolezza, alcun indizio che lo possa riguardare. Ma il fatto storico di una telefonata ricevuta sul suo telefono ma trasmessa da un altro telefono, quello sì sotto intercettazione, quello si deve poter valutare. Stiamo parlando, signor Presidente della Repubblica, stiamo parlando di un'indagine che riguarda una trattativa fra Stato e mafia. Cioè c'è il dubbio che persone di altissimo rango delle istituzioni, in questo caso stiamo parlando dell'allora Ministro degli Interni, di allora esponenti di governo, Ministro della Giustizia, che abbiano raggiunto un accordo al ribasso con elementi di spicco della mafia per potersi garantire le proprie incolumità personali, nel mentre altre persone venivano ammazzate. Falcone, Borsellino, ricorre fra poche ore l'anniversario della morte. Ebbene, in una situazione di questo genere, ma proprio su questo processo, signor Presidente della Repubblica, hai trovato opportuno sollevare una questione di conflitto di attribuzione? Una scelta così drastica, quella che ha fatto lei oggi, è una scelta che non nobilita le istituzioni, anzi, le mortifica. Ecco perché io come cittadino mi sento mortificato nel merito per la sua scelta molto molto chiusa nell'interpretare la Costituzione, e come noi dell'Italia dei Valori in questo momento invitiamo i giudici di Palermo a resistere, resistere, resistere.